Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura alba di fuoco al lungomare di Catania, un risveglio post vacanze di Pasqua decisamente movimentato per via di un incendio in un noto bar causato dal probabile scoppio di 2 bombole. Danneggiata ed evacuata una palazzina, ferito il titolare. Restiamo nel catanese, dove 3 ragazzi sono rimasti ustionati dal ritorno di fiamma mentre davano vita alla tradizionale grigliata di Pasquetta. Avrebbero impropriamente utilizzato l'alcol per accendere il barbecue. Adesso sono tutti ricoverati al Cannizzaro. Il più grave ha riportato ustioni sul 40% del corpo. È in stato di fermo l'uomo che ieri, al culmine di una lite avvenuta vicino a un centro scommesse di Carini nel Palermitano, avrebbe accoltellato il suo vicino di casa 53enne. La vittima è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia in seguito alle profonde ferite provocate da almeno una ventina di coltellate. Insolito ritrovamento a Pantalica per il giovane ambientalista Sebastian Colnaghi, che durante un'escursione si è imbattuto in un cranio verosimilmente appartenente a un essere umano. I carabinieri lo hanno sequestrato, avviando anche un'indagine per determinare il periodo della sua origine e l'identità del suo proprietario. Chiudiamo con una notizia a lieto fine. Si è risvegliato dal coma dopo ben 13 giorni il 22enne di Ficarazzi, vittima di un incidente stradale lo scorso 16 marzo a Palermo. Il giovane non può ancora parlare, ma ha aperto gli occhi e ha stretto la mano della sua mamma, che gli è rimasta accanto per tutto questo tempo. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!